Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young, la Taverna Friuli Wines. Come siamo? Bella puntata oggi con un scrittore, Stefano Cosma, scrittore, giornalista, esperto di vino e gastronomia e anche un amico. Abbiamo fatto un paio di eventi insieme, è veramente simpatico come persona. L'abbiamo fatto degustazioni insieme anche per Bubbles, parliamo un po' di questo durante questa puntata. Parliamo anche tanto di Refosco, perché Refosco, Ottobre Rosso Refosco, sta andando bene in questo momento. Eventi, degustazione, gran gala di 27 di ottobre. Spero di vedervi in tanti. Non ho tanto da dire oggi, mi piacerebbe cominciare subito con questa bella puntata con Stefano. Allora, basta, senza altre cose, cominciamo subito con questa conversazione con giornalista, amico e persona simpaticissimo, Stefano Cosma. Eccoci qua nel Tasting Academy di Friuli Colli Orientali. Sono qui con un ospite speciale oggi perché non stiamo parlando con un produttore, stiamo parlando con un giornalista, con Stefano Cosma. Grazie tantissimo Stefano per essere qui con noi oggi. Grazie a te per avermi chiamato. No, è un piacere mio. Noi sicuramente siamo conosciuti, forse siamo visti a qualche evento in giro di Friuli o Vinitaly. Voglio chiederti un po' la tua storia, come sei stato coinvolto nel mondo bellissimo di vino. Tu sei di Gorizia, giusto? Io vivo a Gorizia già da quando sono bambino, sono però originario di Trieste, sono nato a Trieste. Ok. E devo dire che ho iniziato a occuparmi di vino grazie a mio nonno. Mio nonno era agronomo, aveva studiato anche enologia a Conegliano e quando era ormai anziano, andato in pensione, per una decina d'anni seguiva le aziende agricole di grosse assicurazioni che avevano aziende in regione ma anche fuori. Io avevo 12-13 anni e quindi tante volte passavo l'estate con lui e con la nonna. E una volta mi portarono a Gubbio, dove lui dirigeva un'azienda. Okay. In quel caso non era un'azienda vinicola, ma era un'azienda pastorale con allevamento di mucche da latte. E una sera fummo invitati a cena a Torgiano, nel Museo del Vino. E lì diciamo è stata la mia prima esperienza con un museo del vino. A 12 anni? A 12-13 anni, Okay. Mi ricordo insomma anche i primi assaggi di vino. Anche assaggi? Sì. Sai che questa cosa non si può fare agli Stati Uniti, sai, No. 12-13 No. anni. Però cosa ti ha colpito quella volta lì? Mi interessa perché ovviamente tu ricordi questo momento che ovviamente c'era qualcosa che ti ha attirato. Sì, mi ha colpito perché nel pomeriggio eravamo stati ospiti nell'azienda vinicola, poi la sera ci hanno portato a visitare il Museo del Vino a Torgiano e a cena nel ristorante che è annesso. E quindi già nel pomeriggio avevo avuto qualche approccio con qualche assaggio e poi mi ricordo che a cena ovviamente eravamo una dozzina di persone e servivano tutti i vari vini a seconda della portata. A me anche, io ovviamente data l'età assaggiavo qualcosa, però mi aveva colpito forse soprattutto l'aspetto anche storico del Museo del Vino. Ok. E quindi questa mi è rimasta un po' come input. E poi crescendo mi è capitato proprio intorno ai 20 anni, 21, nell'87 mi pare, di essere stato avvicinato da amici a San Floriano del Coglio dal Conte Formentini, che aveva dedicato uno spazio della cantina per fare un piccolo museo del vino. Okay. E allora lo feci io, e quindi fu una prima esperienza che allora, però... Tu hai gestito questo museo? Sì, siamo andati proprio bello. a raccogliere
materiale, cavatappi antichi, etichette d'epoca, ma soprattutto tanti documenti dal 500, diciamo, all'inizio del Novecento, che parlavano di vino, esponendoli in queste bacheche, in questo piccolo museo. E poi questa prima, diciamo, collezione, questa prima raccolta, qualche anno dopo, fu occasione anche per scrivere un libro, perché poi, una volta inaugurato e allestito il museo, essendoci gli spazi, avevamo ospitato anche 2 mostre fatte da altri, ma che portammo lì, cioè una su etichette un po' di tutta Europa, mi pare, e una mostra bella di cavatappi antichi, presa da Bello. diversi collezionisti di Venezia. Mi ricordo andai a prenderlo proprio col treno e poi con un vaporetto da un collezionista, e anche un'altra in un grosso hotel di Venezia, che aveva, ogni piano aveva una collezione di qualcosa, fra cui questi di cavatappi antichi, cavatappi del 700, dell'800. E quindi nel corso degli anni, dopo queste mostre, queste esperienze, il Ducato dei Vini Friulani era il 92, quindi festeggiava i 20 anni della fondazione, e mi chiese di scrivere questo libro, che fu il mio primo, diciamo, dedicato ai vini, che intitolai Dotato da eccellentissimi vini e il contado di Gorizia, prendendo, diciamo, una frase di uno Questo è studioso. stato il titolo del libro? Sì, Puoi sì. ripetere? Dotato d'eccellentissimi vini e il contado di Gorizia. Ok. Ed è una frase scritta a metà Cinquecento da Pier Andrea Mattioli, parlando di medicina, perché era un medico. Nel suo libro parla ovviamente di tutte le proprietà che ai suoi tempi davano alle erbe, alle piante, e quindi anche alla vite, all'uva, alle proprietà, diciamo, medicamentose del vino, della grappa, ovviamente un po' esagerate, perché per l'epoca pensavano che guarisse tante cose. Per esempio, dammi un esempio del miracoli che hanno fatto. Per esempio, vino. con la grappa diceva che in certi casi risvegliava le persone che stavano morendo. Oppure lui, che fu per quasi 10 anni a Gorizia, era di Siena originario, e a fare il medico della contea, aveva visto, diciamo, aveva assaggiato quindi anche i vini del Carso triestino, che nascono, dice, vicino al Timavo, e che bevuti moderatamente fanno vivere le persone più di 90-100 anni. E quindi parlare, sì, di persone che vivevano più di 90 anni nel 1550, insomma, non era una cosa era diffusa, abbastanza insomma, strano. sì. Sì. Allora forse questa leggenda della moglie di Cesare, Olivia Ottavia, come si chiamava? Sì, l'imperatrice. Esatto, che ha bevuto il refosco, Olivia, che si è vissuto fino a 70 anni, che ai tempi dei no, Romani più, fino a oltre 80. Come adesso, come vivere fino a 150. Sì. Bello questo. Però hai scritto anche tanti libri, però sei stato anche dirigente di una rivista di vino. Sì, perché all'epoca anche, diciamo, studiavo all'università, non pensavo che mi sarei dedicato tutta la vita, diciamo, al vino, alla gastronomia. Hai studiato enologia? Ho studiato legge. Perché pensavo di fare l'avvocato. E poi invece, pur avendo lavorato in altri settori non legati al vino, però continuavo a scrivere articoli su riviste, un libro nel momento in cui scoppiò la causa fra Italia e Ungheria per il rischio di perdere il nome Tokai. Nel 2001, appunto, scrissi insieme a un'amica, Cristina Burcheri, il libro sulla storia del Tokai friulano. Conosco Cristina, sì. Lei era stemia quando l'ho conosciuta, e poi ha cominciato. Bravo. L'ho portata sulla retrovia. Colpa tua. Sì, colpa mia. E poi ho finito nel 2003 di lavorare nell'area legale di una società, e dall'anno dopo, nel 2004, ho fatto da direttore responsabile di Fuoco Lento per più di 2 anni. Ok. E da quel momento poi ho cominciato a occuparmi quasi esclusivamente del settore del vino, scrivendo anche un libro insieme a 4 mani, a più mani, insomma, sul Consorzio Collio, perché festeggiava 40 anni, e poi via via, insomma, collaborando con altre riviste, con la Guida Vini Buoni d'Italia del Touring, già da quasi 20 anni. E questa cosa mi ha ovviamente portato poi a occuparmi anche di gastronomia, e nel corso di organizzare eventi,
Quindi questo è diventato un po' ormai il mio core business, il tuo insomma, mestiere, sì, sì, sì. esatto. Anche perché voglio Allora, dire, è meglio scrivere di non vino hai mai che non praticato di legge? cronaca nera. Non sei mai arrivata ad Sì, avvocato? sì, no, Sì? no, mi sono iscritto all'ordine, ma senza aver mai fatto l'esame, per cui sono Ok. sempre rimasto una specie di giovane praticante. Ok. E allora ovviamente hai trovato molto più piacevole il mondo del vino invece Certo. del mondo della legge, Sì, no? sì, sì. Giurisprudenza, come si dice qua. Sono contento, ma se io ricordo tu hai detto che tu avevi a 86 21 anni. 20, nell'86 avevo 20, Ah, sì, ok, sì, allora sì. tu e Sì, io sì. siamo alla stessa età. Io sono del 66, sì, sì. 65, Vedi, novembre, allora quasi. Sì, sì. Ah, bene, vedi, Sì, sì. ti porti bene le tue... Ma e sono i buoni vini. Esatto. Quando le persone mi chiedono quanti anni ho, dico sempre che sono conservato sotto spirito, come le ciliegie. Allora, quanti libri hai scritto fino adesso? E potrei sbagliare, diciamo, nel conto perché appunto il primo, parlando di libri sul vino, perché poi ho scritto anche qualche libro su storie di palazzi, di Ah, castelli, ok. eccetera, che comunque sono legati al vino, perché a parte appunto quello sulla Contea di Gorizia del 92, quello specifico con Cristina sul Toccai Friulano, e comunque ne ho scritti due sul castello di Spessa, legandoli Due, bello. anche ovviamente alla storia dell'azienda, quindi non solo del castello. Ne ho scritti due sulla Vitosca, il primo 15 anni fa e l'ultimo a marzo è uscito. È questo che mi hai Questo regalato che ti ho oggi. portato oggi. Bellissimo. Poi ho scritto insieme ad altri, ho collaborato insieme ad altri a scrivere una guida che si chiama Enovagando in Friuli Venezia Giulia, ma parliamo del 2005-2006. E 3-4 anni fa, ormai nel 2019, L'Angoris, che è una storia romanzata della tenuta di Angoris, Ok. basata su documenti originali, eccetera, e anche lì c'è appunto il sottotitolo, infatti è Storia di vini e di cavalieri, perché si lega alla storia del vino. Questo che ho anche portato oggi, il Tazelenghe, insieme ad Angelo Costacurta, che è un noto ampelografo italiano, e rientra in una collana dedicata ai vini. E poi, vabbè, poi ho scritto altre cose, Sei un uomo diciamo. impegnato. Sì, 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 mi piace scrivere. Ho scritto anche un libro di ricette insieme ad altri sulla cucina bisiacca, Ah, Il gusto dei saperi tra il Carso e Isonzo, questo due anni fa. E sì, è così, insomma, nel corso del tempo ho scritto libri, a fuoco lento sono stato un poco più di 2 anni, adesso è da alcuni mesi, diciamo da inizio di quest'anno, che sono direttore responsabile di Bubbles Italia Magazine, che è un wow. quadrimestrale che parla, come dice il titolo, molto di bollicine, di spumanti, ma parla anche di altre tipologie Ma di parli vino. di bubble solo italiano o anche francese? No, soprattutto italiane, Soprattutto italiane, italiano. sì, Ok. sì, sì. E in più da 3 mesi dirigo anche un free press che si chiama Esquisito regionale qui, Ok. che viene adesso distribuito in tutta la regione, soprattutto quando ci sono eventi, ma con temi specifici sul vino, sui cocktail, sulla mixology, sugli spumanti, ecco, dipende. Adesso la settimana prossima andrà in stampa il 4º numero, ecco. Quindi mi diverto a scrivere, in sintesi, Sì, oltre a bere, anche a scrivere. ma se devi bere, devi anche scrivere, o Certo, viceversa, se sì, devi sì, scrivere, devi bere. Allora hai motivi di fare tutti e due. sì. Bello, bello. Parla un attimo del progetto. Lo so che è un po' old news, no? Vecchia, però tu hai una prospettiva forse un po' diversa nel questo discorso del Toccai Friulano. Cosa si può, non lo so, cosa si può dire di questo cambiamento? Ovviamente a quella volta io ricordo che c'erano 100.000 idee come si può Sì. svoltare la situazione, no? Chiamarlo Furlan, chiamarlo Friulano, chiamarlo, non lo so, un'altra cosa. Però a parte quello, questo argomento è abbastanza interessante. Cosa si può dire su questo, sapendo che tu hai scritto il libro? Certo, beh, è un argomento interessante che dà tanti spunti. Purtroppo però in ogni caso il cambio del nome ha diciamo messo un po' in difficoltà la produzione e la sua commercializzazione. All'epoca, quando si cominciò a parlarne, quindi all'inizio del 2000, sembrava ci fossero anche delle prospettive nel salvare il nome, perché
in fondo tutta la causa si basa su un solo fatto, che il Tokaj d'Ungheria prende il nome da una città, e quindi è una dominazione geografica, e perciò è tutelata, perché sarebbe come mettere a confronto un DOC Colli Orientali, un DOC Colli, un DOC Aquileia, che pur sono una città anche come Aquileia, e il Tokaj, allora sarebbero sulla pari livello, mentre il Tokaj friulano è solo il nome del vitigno. Cercammo di trovare anche dei toponimi, effettivamente esiste un piccolo fiumiciattolo, un rio, il rio Toccai, che corre vicino a Mossa, ma era poca cosa. E quindi a nulla è valso il fatto che già negli anni 60 un'azienda friulana aveva già vinto una causa contro gli ungheresi, dicendo noi etichettiamo da 30-40 anni Toccai perché dovremmo cambiare. Però sono intervenute le norme comunitarie nel frattempo, e quindi come sta succedendo fra il Prosecco e il Prosek della Dalmazia. Anche se il Prosek sono poche migliaia di bottiglie, vince comunque il Prosecco perché è tutelato da un toponimo in provincia, nel comune di Trieste. E così è stato, solo che se da un lato se ne è parlato tanto per alcuni anni, fino al 2007 quando il nome è cambiato, e quindi c'è stata tanta pubblicità intorno al Tokaj friulano, dall'altro poi negli anni successivi, anche se la regione mise tipo 10 milioni di euro per la promozione, però c'è stata anche una promozione, diciamo, forse fatta troppo sul territorio e non fuori dal territorio, quindi qua in regione si è fatto tutto promuovendo il nome friulano, però già andando subito oltre confine, in Slovenia, nel Berda, dove si fa vino con quella varietà, già loro l'hanno cambiata più volte, perché talvolta l'hanno inserita come Sauvignonas, altre volte come Jacot. Sì. In Veneto quello che era il Tokaj Veneto lo chiamano Tai, esatto. quello che era il Tokaj rosso dei Colli Iberici mi pare che si chiami in un altro modo adesso, prendendo il nome da una località, e quindi si è disperso. Tocchino a qualche parte, mi sì, sembra. Forse sì, poi c'è quello di San Martino della Battaglia, non so, esatto. si sono persi, si è frammentata la cosa, ed è un peccato, perché il Tokaj era veramente, nel corso, diciamo, di tutto il Novecento, diventato il vino bianco forse più importante della nostra regione, più diffuso, più venduto. È chiaro che ancora oggi si vende, però anche all'epoca ci furono tante ipotesi di chiamarlo Furlan Blanc, che forse così era diciamo un nome friulano, ma che sembrava molto francese, quindi aveva una bella assonanza. Sì. Dopo si è scelto per friulano. Il peccato è che friulano è un aggettivo, e già nell'inizio Novecento esisteva già un vino friulano, che però era un rosso. Quindi sì, questa cosa non ha attecchito tanto. Sì, anche ho vissuto un po' quel periodo quando ho lavorato per Bastianic. Sì. E andando agli Stati Uniti, provare di spiegare tutte queste cose qua. Quando qualcuno ti ha chiesto, ma che tipo di vino è? Friulano. Ma che tipo di uva? Friulano. Ma sì, ma come si chiama? No, il vitigno si chiama friulano. E allora sì, ma io ricordo che sono stati anche sequestrati delle bottiglie, anche solo perché sul retro è stato scritto che il nome è stato cambiato da Tokaj a friulano. E l'hanno sequestrato delle bottiglie, delle etichette, qualcosa così. Allora perché diciamo che il nome del vitigno, dell'uva, rimane Tokaj friulano. Infatti. Però sì, anche lì c'è sempre un rischio a scrivere da uve Tokaj friulano, perché potrebbe essere una frode in commercio, no? Sì, non puoi apparire quel nome lì, quella parola Tokaj, no? Purtroppo è così. Secondo te sta facendo una rivincita? Vedi che c'è un nuovo interesse sul friulano che sta riprendendo? No, l'interesse c'è sicuramente, anche perché l'altra parte della verità è che il Tokaj ungherese non è un vino così diffuso, nel senso è un vino che ha una fama che risale a metà Settecento, però oggi il palato dei nostri consumatori non va a cercare un passito, sarebbe come metterlo in paragone col Picolit. Quant'è la quantità di Picolit che facciamo qui? Minima rispetto al resto, quindi è anche il Tokaj ungherese. Sì, rimane un vino famoso, ma non è che ha preso il posto sul mercato. No. E quindi comunque il friulano ha il suo appeal, piace. Secondo me anche oggi che tanti produttori
lo vinificano, cioè lo mettono sul mercato anche dopo qualche anno, quindi non giovane, con passato magari in legno, oppure comunque un O fa vino parte di di qualche questo, annata. anche uvaggio, no? Perché ci Certo, sono certo. questo movimento di fare questi uvaggi non solo qui in Colli Orientali, ma anche in Coglio, per fare uve autoctone con Friulano, Ribolla, Malvasia. Sì, sì, ecco che in quel caso il friulano diventa di nuovo, diciamo, protagonista, perché Esatto. anche il gruppo dei 7, mi pare ormai, sono diventati produttori di Coglio da uve autoctone, e hanno il friulano come componente principale, poi la Malvasia e la Ribolla. Quindi eh, sicuramente il friulano non perderà, diciamo, la sua importanza, ma forse nel corso di questi anni ha perso gli ettari che aveva all'inizio, perché tanti hanno sostituito col Pinot Grigio o col Prosecco, con la Glera, insomma, per fare il Prosecco, purtroppo Sì, sì. in pianura. Cosa pensi di questo movimento verso un tipo di vino, un uvaggio con le uve autoctone per rappresentare il territorio? Cosa pensi di questa idea? Ah, Perché abbiamo parlato con sì, questo con Adriano Gigante, ma anche con i ragazzi di sì, Coglio, sì, che hanno la stessa idea, però in due posti diversi. sì, sì. Secondo Ma te? secondo me è la strada giusta, perché il Collio Bianco come tipologia di uvaggio anche storico, quindi che troviamo già nell'Ottocento, anche prima, ma soprattutto nell'Ottocento lo troviamo anche perché ci sono le prime fiere, quindi troviamo qualcuno che porta il bianco del Collio, era proprio fatto con gli autoctoni. All'epoca, diciamo, la Ribolla era la varietà prevalente e poi c'era la Malvasia e il Tokai friulano, probabilmente anche qualche altra varietà autoctona che oggi non c'è più, veniva buttata dentro nell'uvaggio. Ma quella è la storia, nel senso della tradizione, ma anche poi il frutto nel bicchiere, nel senso che il Collio Bianco deve mantenere una sua costanza anche nel sapore, nella storia, perché quando il Consorzio Collio ha deciso di liberalizzare l'utilizzo delle varietà, è successo che cosa? Che il produttore X lo ha cominciato a fare col Pino Bianco e che ne so, e Friulano, un altro ha continuato con le 3 varietà autoctone, un altro ci ha messo un po' di Sauvignon, e quindi oggi uno che assaggia 4, 5, 6 Collio Bianco, che sono tutti DOC, però trova delle componenti aromatiche diverse, un'acidità diversa, perché non è disciplinato obbligatoriamente con le 3 varietà autoctone. Il fatto che questi produttori, 3, 4, 5 all'inizio, oggi già 7, abbiano voluto invece ritornare alle origini, sta dimostrando anche dall'apprezzamento che hanno, dai premi che prendono dalle guide, che il consumatore, ma anche banalmente noi giornalisti, quando ci chiedono, soprattutto se sono giornalisti di fuori regione, dicono, beh, ovvio che dovete farlo con quelle varietà storiche, no? Perché è come parlare del Chianti, cioè nel senso, non è che uno può Certo. fare Chianti con una varietà, uno con Sangiovese, uno con Merlot, no? Esatto, esatto, esatto. Quello che io ho sempre trovato, descritto, questo è quando sono arrivato qui nel 98, ma forse un pochino dopo, quando ho cominciato a assaggiare sempre di più, ma non solo gli uvaggi, ma anche dei monovitini, che ho sempre descritto i vini di Friuli un po' schizofrenico, nel senso che era possibile fare una degustazione di Friulano o di Sauvignon o dei uvaggi, fai 10 vini diversi nello stesso degustazione, anche se tutti sono etichettato bianco o friulano. E allora ognuno, secondo me, ha cercato un po' questa idea di individualità. Sì, sì, E allora no, io faccio la mia solo con acciaio, io adesso ho arrivato dei macerati, dopo io faccio orange, io faccio solo con acciaio. E era difficile per il mercato per capire che cos'è un friulano, sì. che cos'è un Sauvignon che viene dal Friuli o un Malvasia o quello che c'era, no? E allora secondo me questa non era proprio la cosa più facile da fare. Idea di fare anche in Colli Orientali, di fare con questi 3 vitini bianchi, secondo me Sì, sì, perché ci sono già diverse aziende che ce lo lo fanno, fanno, sì, così esatto. come lo fanno nel Bird, perché anche lì usano tanti le 3 varietà autoctone. Quindi diciamo che la tradizione, la volontà c'è. Eh, girando l'Italia vedo che forse noi proprio in Friuli Venezia Giulia abbiamo questa caratteristica anche di avere tante varietà, cioè ci sono aziende
che se guardi la varietà di vini che fanno, ne hanno più di 20, perché usano tutti gli autoctoni, e poi i Sauvignoni, 2 o 3 Pinot, lo Chardonnay, il Merlot e il Cabernet Sauvignon, cioè il Piccolite, qualcuno ha anche un po' di Ramandolo, e lo spumantino perché fa con la ribolla, cioè abbiamo forse un esempio di come dire, voglia di metterci, diciamo, il proprio timbro, il proprio imprinting, ma anche di soddisfare il distributore che dice ma sai che mi chiedono anche un po' di spumantino, allora faccio una ribolla metodo Charmat. Sì. No, io ho sempre sentito la storia che ogni vignaiolo vorrebbe dire ma ce l'ho un ottimo friulano. No, un friulano ce l'ho già, ma ho anche un Sauvignon. No, Sauvignon lo prendo da un'altra parte. Pinot Grigio, ovviamente Pinot Grigio. No, Pinot Grigio è un po' fuori moda. Allora un ribolla gialla, tutto nuovo, autoctono. Ok, questo è interessante. Allora, provando con tanti diversi vini, trovi sempre un cliente. Certo, sì. Sì, ci sono poche zone, parlando del Carso, della Vitosca, effettivamente lì invece hanno fatto una scelta molto più limitata. Vitosca, Terrano, Malvasia, ecco, ma le aziende fanno 3-4 varietà e basta. Ecco. Sì. Mentre nel resto, soprattutto in tutto il resto insomma, della regione, al di là delle nicchie, Ramandolo, fanno quasi tutto quello che possono piantare. Esatto, ma ovviamente tu hai detto 2 libri sul Vitosca. Sì, perché il primo è del 2007-8. Ok. E il primo libro era più un racconto di tutti i produttori italiani e anche della parte slovena che produce Vitosca, con le interviste a tutti i protagonisti e poi qualche cuoco, qualche personaggio che diceva la sua, in italiano e in sloveno. E nel corso degli anni poi questo libro si è quasi esaurito, e allora i viticoltori del Carso hanno pensato di farne un altro con un'altra impostazione, e questo nuovo invece non racconta dei singoli produttori che sono relegati a un elenco finale di chi lo produce, ma è un racconto del territorio del Carso, quindi il territorio sia come vocazione storica, la viticoltura, partendo appunto dall'Imperatrice, dal Pucino, passando per tutta la storia, e le caratteristiche del territorio, perché è un territorio dove c'è la bora, dove anche il microclima cambia, perché ci sono parti che si affacciano sul mare come Santa Croce, Contovello, eccetera, Prosecco, Aurisina, e dove l'influenza del mare è lì, è attaccata, dove magari sono più soleggiate, dove il terreno è la terra rossa. Andando all'interno c'è sempre la terra rossa, ma magari cambia il clima perché ci sono le sferzate di bora, perché andando già nella zona della Val Rosandra e di Muggia, che pur si chiama DOC Carso come DOC. Arriva fino a Muggia. Sì, però non è più Carso dal punto di vista geologico, perché lì già è Istria di fatto, e quindi la terra non è più rossa, quindi c'è un altro tipo di clima, c'è un'altra, le varietà sì, sono sempre le stesse, e quindi questo è un po' il racconto poi anche degli altri prodotti che nascono nel Carso, quindi i prosciutti tipici del Carso, i formaggi, il miele, l'olio, DOP Tergeste, e sempre l'intervista a 3-4 chef. E questa volta il libro è anche in inglese e tedesco. Ok, inglese e tedesco. Che cos'è di Vitosca? Parliamo un po' di Vitosca, perché hai questo nuovo libro, sei qui e mi piace tantissimo il Vitosca. Che cos'è di Vitosca che è fatto per quella zona lì? Perché Vitosca non lo trovi a Cormons, non lo trovi a Aquileia, lo trovi solo lì. Perché? Perché è una varietà che si è probabilmente adattata nel corso dei secoli al particolare clima che c'è sul territorio di Trieste, del Carso, e della famiglia della Gargania. Infatti in questo libro abbiamo inserito anche una descrizione che nell'altro non riuscimmo a inserire, perché chi la studiò mi mandò questo suo studio quando il libro era già stampato, e allora questa volta invece abbiamo sfruttato questa ricerca del professor Mercù, che nel frattempo è scomparso, ed era un appassionato insomma di etimologie, di glottologia slovena arcaica. Praticamente, se noi cerchiamo nei documenti antichi, non troviamo mai citato il nome Vitosca. Il nome Vitosca lo si trova negli anni 50, negli anni 60,
in qualche piccolo articolo, la prima bottiglia del 1978, e prima invece andando prima della seconda guerra mondiale, ma anche nel 700, troviamo invece spesso la Gargania o Gargagna, e questa Gargania ha 2 o 3 varietà. Per distinguere quella di Trieste, siccome ha un viticcio molto attorcigliato, è nato questo aggettivo Vitosca, che lo sta a identificare, e oggi però Vitosca è diventato, diciamo, il nome ok. del vitigno. Allora era un aggettivo Era un per aggettivo per questo distinguere la Gargania torcellato. di Trieste da altre Garganie. Ok. L'origine poi peraltro sia dall'analisi proprio ampelografica della Vitosca, ma sia il nome stesso dimostra che è figlio della Malvasia, perché Gargania non sta altro che indicare che è di origine greca. Cioè era un termine che usavano come anche per la Garganega da altre parti. Sono Infatti volevo chiederti. antichi, sì, non sono parenti la Garganega e la Gargania, però hanno in comune questo gerg grecanico, quindi che arriva dalla Grecia. E infatti, cose che non potevano fare insomma fino a 100 anni fa, oggi invece fanno l'analisi del genoma, e la Vitosca Gargania è figlia di Malvasia Bianca e di Glera. E quindi questi sono i genitori, quindi sono genitori proprio, diciamo, uno proprio autoctono e l'altro comunque da secoli presente, perché la Malvasia insomma è presente già dal 300 nel nostro territorio. E quindi si è adattata bene. Si trovano nell'Ottocento delle presenze di Vitosca anche nella valle del Vipacco, che è una valle fredda, e quindi probabilmente lì dove c'è anche la bora si è adattata anche a non essere rotta come pianta dalle sferzate di vento, e quindi è rimasta per tanto tempo, però era spesso usata in uvaggi bianchi, e quindi solo negli anni 70 hanno cominciato a valorizzarla, e poi negli anni 90 grazie a Cante, a Zideric, è diventato insomma il vino di punta. Esatto. Torniamo un attimo, volevo chiederti com'era la tua esperienza gestire una rivista del vino a fuoco lento, che secondo me hai detto per 2 anni l'hai fatto. Sì. Com'era quell'esperienza lì? È una bella esperienza. Diciamo che non era solo una rivista del vino, ma era una rivista di cucina, di gastronomia. Esiste ancora? Sì. Okay. Di prodotti tipici, e quindi era molto affascinante, nel senso che era praticamente il mio unico impegno in questi 2 anni e mezzo. Full time. E ogni numero, essendo un mensile, dovevamo scegliere il tema del mese, anche a seconda della stagione, un prodotto del mese, che poteva essere un prodotto gastronomico, della natura, agricola, oppure poteva essere il vino del mese, intervistando a quel punto sia chi era il produttore di riferimento di quel vino, o il produttore di riferimento, non so, della Provada, del prosciutto, eccetera, di certi tipi di formaggi, o di piatti delle feste, a seconda se eravamo sotto Pasqua, sotto Natale, oppure d'estate, quindi parlavamo più magari di pesce. Ed era interessante perché mi ha portato a conoscere tanti produttori, tante produzioni, tante cose di nicchia, andando magari anche col fotografo a fare i servizi in mezzo alla laguna, o nelle malghe, o nei caseifici, dove ho visto arrivare ancora i signori ultra ottantenni con i loro 2-3 litri di latte a conferire dopo aver munto la mucca la mattina, e quindi sì, delle belle esperienze di vita contadina proprio, esatto. Oppure anche esperienze con grandi chef da intervistare che magari avevano raggiunto qualche bel risultato, cercando anche la cosa che ho cercato di fare è sempre stato anche metterci qualcosa di diverso, di culturale, ad esempio i film che parlano di cibo o che parlano di vino con delle recensioni. Penso, non so, al Pranzo di Babette, o a film sul vino. Sideways. Sì. Per caso i testi in italiano, i dialoghi di Sideways li aveva tradotti in italiano Valerio Piccolo, un amico, e quindi avevo fatto fare a lui l'articolo. Dai. Perché lui era anche, insieme a me, un degustatore per la guida Vini Buoni d'Italia, lui è di Napoli. Però facendo anche il traduttore era stato lui a tradurre i dialoghi in lingua italiana, e quindi ho detto, conosci il film meglio di tutti. Esatto, bello. Così anche interviste a personaggi invece, non so, della cultura, scrittori, musicisti, che
avevano una passione per il vino e la cucina e raccontavano il loro punto di vista. Hai qualche memoria che viene in mente, che forse è stato il più bello, forse il meno bello No, beh, della storia? Non mi è devi fare i nomi. mi è piaciuto intervistare Elio Bartolini, scrittore, poi nel corso del tempo poi scomparso, con cui dopo c'è un'amicizia perché lui aveva scritto un bel libro su Casanova, una biografia di Casanova. Un'intervista, sì, parlo di 20 anni fa, quindi purtroppo poi sono passati a miglior vita. Omero Antonutti, un attore friulano, e un amico invece che c'è ancora, che è un attivo artista, che è Paolo Menon, che oltre ad aver scritto 2 bellissimi libri sulle etichette italiane, sulle etichette più belle, diciamo, realizzate in Italia, è anche un artista che realizza opere plastiche, sculture, molto spesso legate al mondo del vino, quindi Luca Missoni, figlio di Ottavio Missoni, che è oltre a seguire insomma anche l'azienda di famiglia, però un appassionato, un artista dentro, quindi sì, tante belle esperienze, belle Miglior persone. cena che hai mai fatto? Non so, ne ho fatte troppe, non mi ricordo. Troppe? Sì, Non c'è sì. uno che ti dice, mamma mia, quella è stata veramente spettacolare. Ma adesso così non No. mi viene in mente, no? Non mi viene in mente O forse una bottiglia memorabile che hai assaggiato che rimane in testa? Sì, qualche bottiglia memorabile, bottiglie. Allora, allora, non è facile trovare chi fra i vari viticoltori abbia messo da parte bottiglie magari di 20 anni fa, 30 anni fa. Mi è capitato qualche volta, oltre che con i produttori di Vitosca che invece l'hanno fatto, quindi si può assaggiare una Vitosca del 1997 per dire, e poi fare una verticale, qualche bottiglia del Collio messa da parte dall'azienda Formentini, Ok. rimasta diciamo proprio alla famiglia che ha circa 3.000 bottiglie dal 64 se non sbaglio al 94, quindi mi ha stupito assaggiare dei Sauvignon di 30 anni perfetti, Wow. perfetti, che si sentiva che era Sauvignon solo avendo aperto il tappo, quindi senza ancora averlo versato, e usciva dal collo della bottiglia questo profumo di Wow. Sauvignon, incredibile. E poi qualche cosa con Paolo Rodaro, Ok. sì, È un dopo grande dipende, amico. sì, perché è di Bello. Cante. Sì, Sì. ho fatto anche delle belle esperienze con Eddie, sì, belle, anche sì, di esperienze uniche Sì. con Eddie, che è un po' famoso per questi tipi di Sì, sì. esperienze. Parliamo un attimo di Refosco, perché fai parte quest'anno di questa manifestazione che si chiama Ottobre Rosso Refosco, che sto organizzando insieme con Leonella Genovese, Eleganza Veneta, che è grandissima organizzatrice e conoscitrice del mondo del vino. E la tua esperienza, ovviamente possiamo parlare un po' dopo con le Casalenghe, perché è sempre parte Sì. della famiglia. Però ovviamente possiamo anche partire da Terano, ovviamente Sì. se tu avevi queste esperienze, e vogliamo anche coinvolgere Terano quest'anno, ma Refosco per te, se c'è qualcosa che si può aggiungere nella storia di Sì. Refosco? Beh, diciamo che il Refosco è stato per secoli il vino principale del Friuli. Ma fino anche diciamo, all'epoca fra le 2 guerre, ho visto da amici che collezionisti hanno una mappa vitivinicola dell'Italia anni 30, e sopra il Friuli Venezia Giulia sta scritto Refosco e sulle colline sta scritto Ribolla, perché erano le 2 varietà più importanti. Ok. Anche perché comunque una volta si producevano più e si consumavano più vini rossi, quindi il Refosco o i Refoschi della nostra regione sicuramente sono stati per secoli i vini più importanti, più diffusi, più bevuti, più studiati. Sulla storia del Refosco, lasciando diciamo da parte le tante citazioni ovviamente che si trovano già a fine Medioevo, nel 500, nel 600, ci sono alcune molto belle, anche divertenti, perché c'è ad esempio Lodovico Bertoli, che era un nobile friulano che a metà Settecento lui produceva vino in una zona discreta, perché Codoroipo certamente non era la più famosa, diciamo, per qualità. A Biauzzo, che è una piccola frazione, e lui vede, insomma, vendendo i suoi vini soprattutto fuori dal suo paese, quindi li vende in città Udine, li vende a Venezia,
fa un ragionamento in questo libretto molto ironico. Dice: quando mia moglie vuole un cappellino, lo vuole di Parigi, e mi tocca insomma comprare un cappellino di Parigi che costa di più, ma di fatto l'artigiano non è diverso come abilità da quello che può farglielo a Udine, a Venezia, no? Però lei è attratta dal cappellino di Parigi, e allora lui fa un esperimento con il suo venditore, diciamo, di vini a Venezia, e gli dice: guarda, d'ora in poi queste botti di mio Refosco tu vendile come se fossero Pinot Nero di Borgogna. Allora, questo prova, e dopo un mese, dopo 2 mesi torna e dice: guardi, tutti lo vogliono nei baccari veneziani. E allora lui fa questo libretto dicendo: vedete, io ho solo detto che è un Pinot Nero di Borgogna e il consumatore lo vuole, eppure è un Refosco di Biauzzo, di Codroipo. Ok. Poi lui fa una teoria che il Pinot Nero forse era cugino del Refosco, ma che non sta in piedi. Però lui dimostra come tante volte la qualità dei vini friulani era, forse ancora oggi talvolta è, sottovalutata, perché bisognerebbe essere più orgogliosi e dire: il mio vino si fa alla stessa latitudine della Borgogna, siamo vicini al mare, come abbiamo una storia antica, e il nostro Refosco può pareggiare con i rossi francesi più importanti. E lui in questo esperimento vince, diciamo. E poi ci sono tante altre storie, anche semplici, che vengono da epistolari, diari che ho trovato di 2 ragazzi, ad esempio goriziani, che studiano a Vienna a cavallo fra fine 700 e primi 800 e si scrivono con la mamma, e a un certo punto uno di questi dice: grazie cara mamma che ci hai spedito i cari patrioti miei, 2 punti, Piccolit, Refosco e salame. Perché loro un po' ovviamente provavano piacere nel bere e nel mangiare i prodotti a Vienna, e un po' anche regalavano la bottiglia di Refosco al padrone di casa, al professore dell'università, e comunque trovavano, diciamo, persone che apprezzavano i vini come il Refosco. Il Refosco, visto che nell'Ottocento era proprio quando mi ha chiamato Lionella tempo fa a parlare del Refosco di Faedis, facendo una ricerca ho visto che c'erano negozianti milanesi che nel 1850-60 proponevano sulle pubblicità dei quotidiani di Milano Refosco e Piccolit dal Friuli. Alle prime fiere, diciamo, viennesi, alcuni produttori della nostra zona, oltre a mandare, diciamo, i vini bianchi tipici, mandavano Refosco. E poi pian piano è arrivata la moda ovviamente dei francesi, e quindi pian piano hanno cominciato a piantare anche loro Pinot, Chardonnay, eccetera. Però il Refosco è stato per tanto tempo il vino più importante. C'era Antonio Zanon, a cui sono intitolate vie, piazze, insomma scuole qui nella nostra regione, che è stato un agronomo del Settecento, che in un suo bellissimo libro, perché lui fa tutta un'opera sugli scritti di agricoltura, anche lui racconta una storia ovviamente un po' come dire, cioè vera, ma che ha dei contenuti medici un po' così fantasiosi, nel senso che dice: io quando ero ragazzo avevo un amico che adesso non mi ricordo come si chiamasse, Bragolini se non sbaglio, e poi ovviamente siamo a metà Settecento, non c'erano mezzi di comunicazione come oggi, per cui lui pensava fosse morto perché non aveva mai più sentito parlare di questo amico. Okay. E un giorno fa una gita a Aquileia e te lo trova lì come parroco. E dice: ma come, da quanti anni sei qua? 20 anni. E come stai? Guarda, sono stato male. Gli racconta perché avevo problemi, mi pare, tipo tisi, malattie respiratorie, polmone. Però stando qui sulla laguna e bevendo sempre il Refosco di Aquileia sono guarito. E allora Zanon riporta questa cosa come per dire che i vini del litorale, quindi quelli che si facevano lungo la costa da Monfalcone, passando per Aquileia, andando verso Venezia, erano vini che erano curativi o comunque taumaturgici per certi addirittura. E così, insomma, il Refosco nelle sue varie tipologie, perché citavi prima giustamente anche il Terrano, che è un Refosco d'Istria, e anche sul Terrano ci sono state dei begli studi nell'Ottocento, perché se noi pensiamo al Terrano, prima parlavamo del Tazzolenghe, il Tazzolenghe già dal nome si capisce che ti taglia la lingua, c'è un vino un po' spigoloso che quindi va vinificato in un certo modo, e forse un tempo era apprezzato solo da chi viveva intorno a Butrio, Manzano, Cividale, dove si faceva. E così anche il Terrano una volta era meno morbido, meno elegante di oggi, bevuto nelle osterie, bevuto. E allora quando nell'Ottocento nasce la scuola enologica di Parenzo, nel 1872-73 mi pare, il primo direttore,
che arriva dice ma questo Terrano chi lo beve? A parte voi, nel senso lo bevete solo in Istria o Esatto. sul Carso. E allora fa un esperimento per poterlo vendere all'estero, prende una ventina di campioni di diversi produttori, li spedisce a Bordeaux da amici suoi, perché lui veniva dal Piemonte, e lo fa degustare. E tutti questi gli rispondono che questo è un vino che potrebbe anche, diciamo, piacere, ma va ingentilito. E allora da quel momento incomincia una lunga storia per ingentilire il Terrano. Oggi se beviamo il Terrano di Scherche, di Sideri, cioè, troviamo dei Terrani che possono essere apprezzati in tutta Italia, anche all'estero, perché non sono più come quelli Certo. che si trovavano in Osmizza, ecco. E quindi anche quello che fa parte della famiglia del Terrano è come il Tazelenghe che magari possiamo trovare in un'enoteca di Pittsburgh, no? Certo. Dove lo vendono di più che non Esatto. qua. Quindi il Terrano ha grande potenzialità. Scusa, i Refoschi nella famiglia del Refosco. Puoi spiegare un pochino i collegamenti, non lo so, forse storici o genetici tra il Refosco, ovviamente quelli più importanti sono Peduncolo Rosso e Faedis, e Terrano? Sono esattamente uguali o No. sono un pochino diversi? No, sono un E pochino ovviamente diversi, Tarzelenche sì. anche lui è un pochino diverso. Sì. Puoi spiegare un po' i collegamenti familiari tra questi cugini, fratelli, quello che c'è? Forse diciamo spiegare, sì, ci vuole una Storia tabella, lunga. no? Nel senso che oggi facendo Un le analisi diagramma. si vede che sono cugini. Ci sono il Refosco dal Peduncolo Rosso che è il più diffuso, che è quello che conosciamo di più, il Refosco d'Istria o Terrano che è quello che è diffuso proprio sul Carso in Istria e che ha delle sue caratteristiche anche di colore particolare, di asprigno, anche bassa gradazione alcolica. E c'è il Refosco di Faedis che talvolta è stato confuso col Refoscone, invece non è parente, Esatto. mentre alcuni ampelografi dicono che è simile alla Marzemina. Il Tazelenghe è sempre appunto della famiglia del Refosco, forse era quello che è stato studiato più di recente come facente parte della famiglia dei Refoschi, che comunque ha delle caratteristiche particolari. Ci sono delle parentele perché analizzando, diciamo, chi fa l'analisi del genoma della vite trova che hanno dei genitori in comune, talvolta perché sono frutto di mutazioni genetiche, talvolta perché sono stati incrociati, innestati e quindi si sono poi diversificati nel corso del tempo. Credo che ce ne siano 7 in totale di Che sono Refoschi. proprio collegati Collegati geneticamente. geneticamente, peraltro anche in questo libretto sul Tazelenghe, ma grazie proprio a quell'evento che aveva fatto Lionella con i produttori di Refosco di Faedis, ho visto, ho scoperto che c'è un'azienda che è vicino, mi pare a Tavagnacco, che ha fatto un vigneto, diciamo, dove ha piantato tutti i 7 e uno può vedere, quindi passando con la bici, vedere le 7, diciamo, varietà di pianta, proprio di Refosco, poi può anche assaggiare, credo, e su ognuno di questi filari c'è un QR code inquadrando il quale uno può ascoltare una musica composta ad hoc da un musicista e con delle poesie di poeti, diciamo, contemporanei friulani, ognuno dei quali sta, diciamo, a raccontare, a valorizzare devo uno trovare dei questo Refoschi. vigneto a Tavagnacco, mi ha detto. È vicino a Tavagnacco, vicino a Tavagnacco, un'azienda agricola, adesso forse sì, fra Tavagnacco e Reana del Roiale, l'azienda agricola Tunutti, ha questi 7 Refoschi e i vigneti sono adiacenti alla ciclovia Alpe Adria, quindi uno può e poi trova questi QR code. Questo ovviamente è il QR code che rimanda alla musica del Tazelenghe. Certo. Teran e Terrano, allora, non sono uguali o sono uguali? Quello Teran che si trova in Istria Sì. e Terrano che si trova in Italia, uguale o non uguale? Allora anche qui c'è stato peraltro, hanno tentato, diciamo, di fare una causa che poi forse si è risolta. La varietà è la stessa. Ok. La varietà è la stessa. Io ho sentito che non sono uguali. No, allora, intanto bisogna dire che in certi disciplinari ritenere che il Refosco d'Istria sia sinonimo di Teran. In altri, non mi ricordo se in Slovenia o in Croazia, no. Quindi certi ritengono che ci sia la varietà Terrano, che è diversa dal Refosco d'Istria. Io non sono
un ampelografo per poterlo dire, ma certamente il Teran, scritto così, non è altro che il nome sloveno o croato o anche dialettale triestino del Terano, perché se uno cerca i documenti medievali di Trieste, quando si dice che il comune comprò delle botticelle, dice di Teran, perché si chiamava così a forma dialettale. A un certo punto è successo che, credo 10 anni fa, la Slovenia avesse registrato o chiesto all'Unione Europea di registrare il nome Terran come un vino solamente sloveno. Ok. E cercando forse di portare via il nome all'Istria croata, che è la parte più grande in cui si produce, e anche ovviamente al Carso italiano. Lì poi la situazione ha toccato poco, devo dire, il Carso italiano, mentre toccava tanto anche economicamente l'Istria croata. E conoscendo anche tanti produttori istriani, avevo, diciamo, fornito loro anche un po' di documentazione. Pensare che i confini possano fare la differenza è sbagliato, anche perché nel 1800, quando è stata fatta la scuola di Parenzo, non c'era confine fra Parenzo, Trieste e Gorizia. Cioè, Ok. era un unico stato, l'Austro-Ungheria, o Lubiana, che Certo. gestiva quella scuola. Dopo la prima guerra mondiale, l'Istria era italiana, Gorizia era italiana, la Valle del Bipacco era italiana, e quindi tutti gli studi sono comunque sempre univoci. E solo dopo la seconda guerra mondiale che c'è la Jugoslavia, poi successivamente negli anni 90 Croazia, Slovenia. Però la storia di quei vitigni è unica, perché la studiavano dei professori che trovavano quella varietà comunque all'interno del loro stato, Ah, no? ok, Che fosse a certo. Gorizia o che fosse in Istria. E probabilmente l'unica differenza che c'è è che nello scrivere i disciplinari, gli sloveni, noi, i croati, devono avere alcuni identificato la varietà Terrano come una varietà a sé, diversa dal Refosco d'Istria, che in teoria invece dovrebbe essere il suo sinonimo. Ok. Eh, Però ecco, al di là di questo, secondo me, insomma, sicuro è che in Istria il Terrano e il Refosco erano le varietà che venivano prodotte al 70-80% fino a 30-40 anni fa. Oggi invece tutto si è capovolto, quindi oggi è la Malvasia istriana che ha il 70% della produzione e il rosso Terran e Refosco è sceso, diciamo, a un 30%, ecco, quindi si sono invertiti un po' le percentuali perché il consumatore è cambiato, insomma, quindi sì, la richiesta del consumatore va sui bianchi e non sul Terrano. E adesso con degli anni, io ricordo che anche parlando con Federico De Luca, Mhm. from Dai Lucchis, che lui mi ha detto una volta che il rifosco di Faedis è stato il rifosco più diffuso fino a un certo punto, perché era molto generoso, tutto, ovviamente grappoli molto grandi. E dopo è arrivato questo cambiamento, ovviamente con delle guerre, con Filoxera, tutto quanto che ha cambiato tutto. E adesso si trova quello più importante, è Peduncolo Rosso. Però uno dei spunti che ho preso dal Refosco, perché ho creato Ottobre Rosso Sì. Refosco, è che va bene dappertutto. Cioè, tu puoi fare un bellissimo Refosco a Latisana, a Nimis, a Faedis, a Gorizia. Sì, sì. Che cos'è di Peduncolo Rosso che è così facilmente adattare e fare un grande vino in tanti diversi posti? Se il peduncolo rosso è diventato oggi quello più diffuso è proprio perché probabilmente in passato ognuno nel suo territorio aveva chi, quello di Faedis, chi il Refoscone, chi il Terrano, eccetera, e quindi non si preoccupava di sperimentare l'altro. C'è anche quello che peduncolo verde, c'è anche il Refosco bianco, ad esempio. Infatti, E dopo, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, quando per ricostruire la viticoltura nelle nostre terre dove era stata distrutta, mandarono, diciamo, i più esperti che provenivano dalle scuole di Conegliano, le cattedre ambulanti, e lì quello degli anni 30 soprattutto fu il momento in cui si studiò quali varietà potevano essere valorizzate e diffuse e quali era meglio abbandonare, perché se noi guardiamo le varietà che c'erano nell'Ottocento,
solo nella contea di Gorizia ce n'erano 300 circa in Wow. Friuli, quindi tante di quelle sono state o uccise da filossera, Filoxera. peronospora, eccetera, e quindi chi ce l'aveva le ha lasciate perdere, o erano varietà che facevano grandi grappoloni, servivano per diciamo pagare i propri debiti, no? I pagadebiti, Esatto. però di qualità erano mediocre, e altre dopo la prima guerra mondiale non risultavano probabilmente neanche interessanti, appetibili, e quindi ci si è concentrati su quelle che abbiamo noi oggi, quindi su quelle autoctone di oggi e su quelle francesi importate, e tante altre si sono perse. Il refosco del peduncolo rosso è uno di quelli che è stato spinto, e quindi essendo stato spinto come la malvasia istriana, come il tocai friulano negli anni 30, sono quelle che sono cresciute tanto fino ai nostri giorni, no? E quindi probabilmente si è visto poi come impiantando in diversi territori desse sempre, diciamo, un ottimo risultato. E c'è anche un altro refosco che non si può dire che sia diciamo a sé stante dal punto di vista genetico, ma dal punto di vista della tipologia di esperimento, è quello di Villa Chiozza. Il refosco di Villa Chiozza, che sta dove c'è Villa Chiozza a Scodovacca di Cervignano, dove c'è la sede una volta dell'ERSA, oggi di Promoturismo. Quello è un vigneto del 1937, ma che nasce proprio dagli studi di Chiozza, Luigi, che era stato uno scienziato, insomma amico di Pasteur, eccetera. Lui fa diversi incroci, eccetera, e crea questo refosco di Villa Chiozza, che viene beneficato dalla cantina produttori Cormons, perché i vigneti sono pubblici, la cantina sociale, allora c'è questo accordo fra regione, ed è un refosco particolare, soprattutto per il tipo di impianto anche che ha il vigneto, perché mi pare che è piantato nel 37, la prima vendemmia sia del 42-43, quindi è un vino che insomma viene vinificato da 80-81 vendemmie, ed è interessante anche quello, quindi anche lì c'è una riprova. Ancora questi viti così vecchi di quella volta lì. Wow. Sì. E dove si trova? Scusami, che non ho capito bene. Andando, diciamo, da Gradisca verso Cervignano, a un certo punto, superata Villesse, c'è la svolta per andare a Scodovacca. E lì c'è questa villa di inizio 800 che era appunto della famiglia Chiozza, dove più generazioni hanno fatto questo esperimento. Poi negli ultimi 20-30 anni l'azienda è diventata ormai pubblica e la villa è stata sede dell'ERSA, oggi di Promoturismo, e quindi continuano però a mantenere questo biotipo particolare, perché appunto è anche un vigneto storico. Che adesso sono super curioso, devo trovare una bottiglia di questo. Bisogna chiedere a Alessandro Del Zovo. Adesso lo chiedo, perché no, lui c'era lì non tanto tempo fa per parlare di Coglioli Bianco, e allora devo parlare anche di questa cosa qua, molto molto interessante. Cos'altro che possiamo dire di refosco? Allora, una cosa che ho visto fare, soprattutto in Istria, è spumantizzarlo. Refosco. E devo dire che però non dà grandi risultati. Diciamo che questi esperimenti si trovano già a fine 800, già qualcuno a fine 800 provò a fare un metodo classico ancora, perché erano gli anni in cui non c'era neanche ancora l'autoclave, insomma. Però dopo è stato un po' abbandonato. Gli unici che lo stanno facendo sono in Istria, quindi io quando vado ogni anno per le degustazioni a Parenzo ne assaggio 5-6, ma secondo me non è una varietà che si presta alla sfumantizzazione. Non è completamente fuori che potrebbe essere, perché so che ho assaggiato non tanto tempo fa 1 o 2 spumati fatto con Nerello Mascalese, che non si pensa mai di fare, perché tutti quei tannini che ce l'ha, però sono stati molto buoni. No, io ho assaggiato, era di recente, a febbraio, sono stato 3 giorni a Catania, organizzando proprio con la rivista Bubble un assaggio di 22-24 spumanti metodo classico, solo uno mi pare fosse metodo italiano, Martinotti. Tutti gli altri da metodo classico, da quelli che venivano da vigneti sull'Etna a 1000 metri a quelli che venivano dalle zone del Trapanese, altri a 600 metri all'interno, tutti con varietà autoctone. Solo uno mi ricordo che era con lo Chardonnay, tutti gli altri erano con Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Carricante, Inzolli, di tutto, ma veramente i siciliani fanno dei metodi classici che ti stupiscono. È vero, perché conservano la caratteristica di quell'uva. Cioè, allora, abbiamo forse un po' di speranza che forse qualcuno riesce a fare un refosco spumante fatto bene. Forse si potrebbe
utilizzando magari non so, un altro refosco, un refosco di Refosco bianco. bianco. Sì. Com'è il refosco bianco? Non l'ho mai assaggiato. Io anche ho cercato di ho pensato assaggiarlo, che non sono forse mai avevi riuscito. l'opportunità. No, avevo chiesto perché avevo visto che c'era un'azienda nella guida del touring del Veneto che lo faceva, Ok. e poi gliel'avevo chiesto per una manifestazione e poi non me l'ha mandato. Mi sembra Marta Iacuzzi vuole mettere il può essere. refosco bianco. Qui è vicino a Toriano, allora sì, mi piacerebbe provarlo. Sì. Benissimo. Allora, Stefano, ti ho tenuto secondo me troppo tempo, è stato veramente bello, grazie tantissimo per il grazie a te. regalo del tuo libro. Allora stasera sul divano sicuramente forse uno vi tosca giù nella cantina, però comunque trovo qualche vino adatto Certo. e passo un po' di tempo con il tuo Dai. libro. Grazie Bene, tantissimo, buona bellissimo. lettura allora. Bellissimo. E grazie anche per la tua partecipazione dell'Ottobre Rosso Refosco. Questo Certo. è molto importante per me, anche per Leonella. Non vedo l'ora. Bene, grazie Stefano. Grazie.